Prima Tessalonicesi, capitolo 1. Indirizzo, saluto e ringraziamento. Paolo, Silvano e Timoteo scrivono a tutta la Chiesa di Tessalonica: a voi che appartenete a Dio, Padre o Signore Gesù Cristo, noi li maurà a grazia e a pace. Ringraziamo sempre Dio per tutto quanto voi e ci ricordiamo sempre voi rinde preghiere nostre. Ogni volta che ci mettiamo innanzi a Dio, che è il Padre nostro, pensiamo sempre a tutta la fede vostra, assai efficace, a tutto l'amore vostro, a così rosso, e a tutta la speranza vostra, che ne è costanza, che tenete per il Signore nostro Gesù Cristo. Noi sappiamo buono, frate mio, che Dio va bene assai, e va chiamato a essere discepoli suoi. Quando noi avevamo predicato il Vangelo, che esso non è successo solo che è parola nostra, ma pure che forza e la razia, lo Spirito Santo. Come già sapete, noi abbiamo predicato in mezzo a voi con una rossa capacità e per bene vostro. E voi avete accettato l'esempio nostro e chi del Signore. Pure in mezzo a rossa apprensione, voi avete accolto la parola di Dio, che è la prezza che viene dallo Spirito Santo. E a così siete diventati un esempio per tutti quelli cristiani che stanno in Macedonia e in tutta la Grecia. Tanto che la parola del Signore si sta spandendo a chiesa vostra, a tutte queste terre. Anzi, a notizia tutta la fede vostra, rinda a Dio, stai ancora più lontana, perché si sta spandendo, rinda a tutte le pizze, e a noi non serve che ne parliamo più. Sono tutte lato che parlano di voi, contano tutte lato come già vita accorta quando siamo venuti in mezzo a voi, e come vi siete arrasati a tutte quelle dei favori e bugiarde, per vi mettere a servire Dio vivo e vero, aspettando che il figlio di Dio scendesse a cielo. Questo figlio è Gesù, Dio l'ha fatto risorgere dai morti, e essa è Chill, che ci libera da quella condanna di Dio, che oramai è a vicino.